Il prossimo ospite è cresciuto nel quartiere di via Riccardo Di Giusto. Per chi non è di Udine o comunque friulano, contestualizzo il quartiere di via Riccardo, palazzoni, le case che venivano definite popolari, in termini così, quasi in ogni città si definisce quel quartiere un po' il quartiere Bronx. Ecco, invece è un quartiere che ha fatto negli anni un suo percorso attraverso evidentemente le persone che ci abitano, come Simone Mestroni, che invito a raggiungermi. Simone Mestroni è un ragazzo, ciao Simone, prego, si accomodi. È un ragazzo che è cresciuto nel quartiere di via Riccardo e che ha cambiato la sua vita e attraverso Simone vi racconteremo anche come sta cambiando il quartiere di via Riccardo Di Giusto. Allora, lei ha una storia, un prima e un dopo, nel senso che appunto dicevo è un quartiere un po' difficile, soprattutto per i ragazzi che lì non trovavano una guida e che quindi erano un po' dediti ad alcune malefatte. Uso questa parola perché non è un termine mio, è un termine che usa tuo padre. E noi, per capire il prima e il dopo di Simone e parlare dell'evoluzione di via Riccardo, guardiamo questo video dove parla tuo padre. Adesso piangiamo di contentezza perché ci emozioniamo. Prima piangevamo per disperazione. Simone mi ha creato non pochi problemi con quello che ha combinato. Simone non mi ha parlato per 4 anni. Cioè, è molto caro per me, perché noi venivamo qua da ragazzini, quando c'era il vecchio centro per ragazzi. Abbiamo questo libro che raccoglie tutte le malefatte, chiamiamole così, di Simone. Diffidati Curva Nord, per esempio. Questo era uno striscione contro gli ultras della Fiorentina. Perché allo stadio lui ha incominciato a fare questo tifo, che secondo me non è tifo, e di conseguenza ha fatto tutto quello che si vede in televisione. Scontri, lanci di bottiglie. La mia memoria è scritta proprio su questi muri. Questo è quello della scuola. Minacce, bottiglie contro i carabinieri allo stadio. 8 mesi. Qua ce ne sono veramente tante. Questo qua è tutt'altro che orgoglio verso un figlio. Oltre al libro delle disgrazie abbiamo questo libro che è della felicità, secondo me. Perché questo qua per me è stata una svolta nella sua vita. Sono Lucia, ho un negozio in via Paolo Sarpi, officina a Udine, e nella mia serranda c'è un lavoro di Simone Mestroni che ho scelto io. È un ragazzo carinissimo, simpaticissimo, si è presentato da me dicendomi che voleva far diventare Udine la città della poesia e a me come idea è piaciuta. Ecco, queste cose qua mi fa piangere di contentezza e non di disperazione come prima. Io spero che questo libro qua diventi altro così. Perché mi piace che la gente capisca che Simone non è quello di quell'altro libro, di questo libro. Allora Simone, è una rinascita, no? Come la racconta tuo padre, e usando le sue parole, come si passa dalle malefatte alla poesia? E come hai visto cambiare questo quartiere che in qualche modo ti stava forgiando verso una strada proprio, no? Che abbiamo visto che ti avrebbe portato anche insomma, a compiere, e ti ha portato anche a compiere dei reati. Poi però sei cambiato e così come stai cambiando tu hai dato alla città questa nuova impronta. Molti di noi conoscono perché vedono in giro, come ha raccontato la signora, le tue poesie scritte. Ecco, un attimo come sei cambiato qui e come sta cambiando il quartiere, e poi parliamo dell'altro tuo progetto che hai. Allora, sul quartiere io non sono dell'89, quindi non ho conosciuto
l'apice della problematica di via Riccardo Di Giusto, che era negli anni '80. Devo dire meno male, anche perché comunque non Meno avendo male per conosciuto me l'apice, sicuramente, lei perché hai comunque lambito a un certo, no? Purtroppo. diciamo che dal mio punto di vista, per la mia esperienza, quelli della mia generazione magari si sentivano l'eredità di questo tipo di fama Esatto. che volevano portare avanti. Oggi poi a quasi 33 anni mi rendo conto che comunque sarebbe stato perpetuare un errore. Sul fatto del cambiamento le posso dire che io penso che qualche cosa c'è in noi, ecco, deve solo uscire. Non è detto che ci sia, dentro di me fortunatamente c'era. Posso dire che l'approccio alla poesia e alla letteratura derivava forse dall'ambito dello stadio, paradossalmente, quando per la prima volta ho visto gli Ultras della Lazio srotolare in curva uno striscione di Nietzsche. A quel punto lì nella sensibilità di una persona può nascere, nonostante il paradosso di un ambiente come quello letterario e quello da stadio, che possono essere molto distanti, ma in certi frangenti anche molto vicini, la promiscuità di questi due aspetti possono fondersi e far nascere qualche cosa al ragazzino ultras, come ero io in quel momento, far nascere qualche altro tipo di interesse, che poi negli anni è sfociato con questo mio progetto che approfitto, si chiama Città della Poesia, lo trovate su Facebook, su Instagram, su internet in generale. È una mia sorta di strategia di riuscire a fare didattica letteraria e poetica per le masse, quindi per le persone che non sono dedite alla ricerca della cultura, frequentando ambienti letterari, convegni, biblioteche, librerie, ma che passeggiando semplicemente per la strada riescono a impattare nelle mie opere e capire chi è Louis Ferdinand Céline, capire chi era Marina Zvetaeva, chi era Orwell o Baudelaire, semplicemente guardando una mia opera per la strada, ecco. E come hai visto cambiare torniamo al quartiere, il tuo quartiere in questi anni? Ma è cambiato, sicuramente è cambiato. Ho visto, non per ruffianeria, lo dico sinceramente, ho visto veramente un grande impegno da parte di Atere del Comune sul quartiere, che è stato comunque ingentilito, abbellito, molto curato. Non c'è nessun tipo di critica che si possa fare al quartiere di via Riccardo Di Giusto, o meglio a chi può gestire quel quartiere lì. Ecco. Personalmente penso che anche la tipologia degli appartamenti siano dignitosi, a parte due casi. Uno è, forse in questa sede qua, c'è il feticcio del Palazzo Rosseverde di Valle, che per me è forse un... Vabbè, poi là entriamo nei No, dettagli certo, io delle poi cose. non ho Comunque, in generale, la vivibilità del quartiere, come veniva definito, era stato anche progettato appunto per questo approccio anche con la periferia, la natura, eccetera. È stato, come dire, un momento di grande problematica per la città e mi pare che adesso si stia un po' evolvendo, no? Evidentemente anche diciamo prima, con le persone, con gli abitanti. Tu ne sei un esempio. Hai un altro progetto che stai portando avanti con molta tenacia ed è quello delle tavole del fumetto. Esatto. Cosa sono? Ce ne parli? Io sono dell'idea che ogni tanto la vita ti dà delle opportunità perché c'è un vuoto da riempire o da occupare. Uno di questi era sicuramente la storia di via Riccardo Di Giusto. Se ne è parlato per 40-50 anni in termini di cronaca, ma questo è il fatto e adesso arriva la notizia e chiudiamo subito qua il discorso. Oppure si poteva fare una sorta di documentario. Quello che ho ideato io è un libro a fumetti, perché era l'unica possibilità che avevo per riuscire a tirare le lancette del tempo all'indietro, per riuscire a mostrare anche la via Riccardo Di Giusto degli anni '80. E quindi c'è questa storia a fumetti dove si concentra soprattutto sulla socialità delle generazioni che si svilupperanno poi dagli anni '80 fino ai giorni nostri. E ci sarà una cosa molto interessante, tutto un capitolo dedicato a delle interviste alle anime sociali del quartiere, oppure anche esterne come sindaci, agenti di polizia, presidenti di circoscrizione, oppure chi per il quartiere
ha fatto qualche cosa come Donezio oppure come le attività sportive, quindi se il fumetto si concentra all'80% sulla realtà giovanile dell'aggregazione, del perché sono successe determinate cose in relazione magari anche alla struttura del quartiere, le interviste invece dimostrano che comunque un quartiere è fatto anche di buoni propositi. Stiamo vedendo alcune di queste tavole, brevemente ce le illustri? Sì. Le puoi vedere lì di fronte a te oppure alle tue spalle? Sì, no, me lo vedo anche là. Non mi sono risparmiato niente, nel senso io sono dell'idea che un lavoro ben fatto, soprattutto di ricerca giornalistica e storica, pur non essendolo, non essendo io né giornalista né storico, ma vada fatto mettendo da parte i propri sentimenti, i propri punti di vista. Quindi io ho cercato di fare una fotografia su quella che era la realtà. E in questi momenti, in queste tavole che vi ho presentato, per esempio, abbiamo sulla sinistra un momento di ritrovo dei ragazzi che sono in preparazione di un qualche cosa che hanno in mente da fare. E nella tavola a fianco in bianco e nero c'è il periodo dell'89-90, quando l'Udinese conquistò la Serie A, l'ultima giornata con la partita interna con il Genoa. E poi se passiamo, ecco, questi qua sono altri due momenti di vita del quartiere. Nella prima parte in mezzo si vede in controluce la polizia che ha appena preso una sassata, ecco, nel quartiere, cosa che avveniva, e io testimonierò attraverso anche una profondissima ricerca giornalistica, parlo di articoli di giornale in questo caso. Oddio, adesso è cambiato. E quindi lì c'era la relazione, poi qua non ci sono i fumetti perché le scritte, perché non volevamo mostrare troppo, ecco, subito, diciamo. sì. Però la parte interessata del fumetto, nonostante io voglia raccontare tanto le dinamiche giovanili, ci sono anche degli aspetti invece dove parlano gli adulti, come per esempio qui c'è il sindaco Zanfagnini, dove ci sono dei momenti di riflessione comunque adulti, ecco, quindi in contrasto con le mentalità giovanili espresse nel fumetto. Grazie per la tua testimonianza. Grazie.